amici, buongiorno. Oggi volevo parlare del caso di Liliana, la donna appunto trovata morta a Trieste. Da ciò che ho visto, con i miei strumenti, la poveretta non è stata uccisa dove è stata ritrovata e è un omicidio senza ombra di dubbio, non è morta dove è stata ritrovata, ma è stata trasportata in quel luogo in un secondo momento. Non vedo è morta, è un omicidio per una questione economica. Non vedo la responsabilità del marito Sebastiano, ma vedo bisogna, secondo me gli inquirenti devono indagare appunto dove praticamente lei con chi aveva appuntamento, perché lì il giallo della matassa è tutto lì. La persona che aveva appuntamento sicuramente gli ha chiesto dei soldi, al suo diniego lei non gliel'ha voluti dare e gli è scattato appunto la trappola omicidiaria. Comunque ecco, volevo, da quello che ho visto con i miei strumenti, posso dichiarare sin da subito che il marito non c'entra assolutamente nulla e che bisogna indirizzare le indagini appunto sulla persona che aveva lei appuntamento, perché è una questione economica, lei è morta per una questione economica, non è che c'è altro motivo perché lei appunto è deceduta. Ecco, è una morte violenta, come ripeto, e non è stata uccisa nel posto dove è stata ritrovata. È stata uccisa da un'altra parte e poi trasportata. Comunque credo che la poveretta sia stata uccisa il giorno stesso della sparizione, la mattina stessa della sparizione. Perché? Perché da quello che ho visto io è morta per una questione economica. Sicuramente la persona che lei doveva incontrare gli ha chiesto dei soldi, magari in prestito, e lei conoscendo la persona non gliel'ha voluti dare e lì è scattato, e lì appunto è successo tutto quanto. Comunque il marito, ripeto, Sebastiano, non c'entra assolutamente nulla, è tutto qui il caso, secondo me è bello che è risolto, ecco. Una buona giornata a tutti, dal Sensitivo all'Occhi di Civitavecchia.